Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina, Gioia e Fantasia. Oggi insieme a Rosolino, Roberta prepariamo il pesto alla trapanese. Prima di elencarvi gli ingredienti per questa ricetta vi voglio ricordare che il giorno 21 ottobre ci sarà l'inaugurazione presso i nostri locali del centro diurno e del centro ludico. Procediamo con la ricetta. Per il nostro pesto servono pomodori, basilico, aglio, filetti di acciuga, mandorle pelate, un formato di pasta lungo, noi abbiamo scelto gli spaghettoni, e un formaggio semistagionato e un po' di olio. Procediamo con la nostra ricetta. Prendiamo i pomodori e li peliamo. Dopodiché li tagliamo a dadini e li passiamo in un mixer con il basilico, l'aglio, i filetti di acciuga e le mandorle. Abbiamo pelato i pomodori e adesso li tagliamo a pezzettini e procediamo togliendo i semini. Abbiamo pulito i pomodori togliendo tutti i semini, adesso aggiungiamo uno spicchio d'aglio, lo tagliamo così grossolanamente, tanto poi lo passeremo nel mixer, un filetto di acciughe e il basilico. Lo spezzettiamo con le mani. Adesso ci prepariamo a usare il mixer e lo frulliamo. Frulliamo il nostro composto e poi aggiungiamo le mandorle. Dopo aver finito di frullare aggiungiamo 100 g di olio. E poi successivamente aggiungeremo un cucchiaio di acqua di pasta. Una volta che bolle l'acqua, caliamo la pasta. Abbiamo cotto la pasta, adesso la condiamo col nostro pesto. Ok, mettiamo un poco di basilico per profumare. Diamo una mescolata. Procediamo con l'assaggio. Vi ricordo che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. Nel frattempo i ragazzi assaggiano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like, un commento e di condividere il video. Com'è? Arrivederci e al prossimo video. visita. Ciao! Ciao.